oggi è un momento di festa e anche se da una parte del mio cuore ovviamente c'è un po' di tristezza quando vengo in questi posti, però sono anche una persona che che guarda avanti sempre con tanto ottimismo e quando guardo voi, ecco, io vedo veramente un futuro roseo. Guarda con la commozione di un padre affettuoso le 9 ragazze sedute in prima fila. Hanno lo sguardo limpido e carico di speranza, identico a quello della sua Giulia. Gino Cecchettin si rivolge alle 9 studentesse di ingegneria dell'Università di Padova che hanno vinto i premi di studio di circa 1.000 euro dedicati alla memoria di Giulia. A loro parla di ottimismo e speranza nel futuro, lui che segnato dai dolori immensi non ha mai voluto perdere. A loro racconta i progetti della fondazione che si impegna a contrastare la violenza di genere e a promuovere l'educazione al rispetto e la libertà delle donne. Nell'aula magna del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione di Padova la consegna dei premi a 9 studentesse iscritte alla laurea magistrale. Ragazze con delle carriere incredibili, questo ci fa tantissimo piacere, ragazze iscritte ai nostri corsi di laurea di ingegneria dell'informazione, ragazze che ottengono risultati veramente notevoli, quindi sono quasi tutte ragazze che hanno preso 110 lode alla triennale e che stanno facendo un percorso alla magistrale incredibile con esami, con voti medi superiori al 28-29. E quindi è per questo che noi veramente ci siamo attivati per trovare delle altre borse e grazie alla Fondazione Gino Cecchettin siamo riusciti ad aggiungere alle 4 borse del Dipartimento anche le 5 borse della Fondazione. Tra le premiate anche 2 sorelle gemelle, Veronica e Vanessa Tomasin di Chioggia. Hanno un anno in meno di Giulia ma la sua stessa determinazione e caparbietà negli studi. Non ci aspettavamo di vincere tutte e due, siamo state contente, sì. Anche i nostri genitori soprattutto. Quali sono i vostri progetti per il futuro? Tanto speriamo di concludere intanto questo percorso di laurea magistrale, tanto ci mancano pochi esami e poi dobbiamo solo scrivere la tesi. Volevamo separarci per il mondo del lavoro, almeno quello. Non sappiamo ancora in che ramo andare, però vogliamo almeno essere separate per quel punto. Almeno nel punto lavorativo, visto che abbiamo fatto tanto insieme, dall'asilo fino adesso.